Oggi abbiamo qui in studio con noi la signora Graziella Pesce, insegnante di yoga della risata. Che cos'è questo yoga della risata? È una terapia, diciamo, che si fonda sul ridere. Allora, è un metodo che è stato inventato da un medico indiano che si chiama dottor Madan Kataria nel 1995 e con sole 5 persone. È un metodo che afferma che si può ridere anche senza motivo. Il fatto è che noi non ridiamo mai. E quindi il dottor Madan Kataria ha scoperto che la risata, per avere degli effetti benefici in tutto il corpo e anche nella mente e nell'animo, deve avere almeno una durata di 15-20 minuti al giorno, di seguito. E in più deve essere proprio una risata di pancia, una risata piena e anche prolungata nel tempo e nell'intensità. Ecco, come sono organizzate queste lezioni di yoga delle risate? Che cosa si fa concretamente? Allora, nei club della risata l'ingresso è libero, non si paga nulla, proprio perché la risata è qualcosa che la natura ci ha fornito gratuitamente. Si crea questo ambiente protetto, in maniera che la persona non si vergogna di ridere e si stimolano con degli esercizi, perché la scoperta principale è che i benefici della risata non si ottengono soltanto con la risata vera, ma anche con la risata finta. Quindi se noi facciamo finta di ridere, la nostra mente lo sa, ma il nostro corpo non se ne accorge. Voi state organizzando anche una serie di spettacoli per promuovere, diciamo, questo yoga della risata, tra cui uno venerdì scorso. Sì, venerdì siamo stati chiamati a Villanova di Campo San Piero e abbiamo fatto con le persone della piazza, c'erano 200-250 persone, e abbiamo fatto questi esercizi, questi giochi. Pubblico di Villanova, siamo felicissimi di essere qui per proporvi questa cosa stranissima che abbiamo incontrato nella nostra vita, che si chiama yoga della risata. Voi sapete che in India ci si saluta col saluto Namaste, che significa onoro la divinità che c'è in te. E quindi adesso cammineremo e guardando negli occhi la persona che abbiamo davanti faremo così, sempre con la risata. Nello yoga della risata invece ci si saluta così. Molto bene, yeah! Come si è svolta questa serata dello scorso venerdì? Chi ha partecipato? Allora, la serata era organizzata dalla Proloco di Villanova di Campo San Piero, era presente anche il sindaco, e la Silvia Fattore, che è una donna che promuove sempre delle iniziative particolari, era presente il gruppo Carisma, che ci ha lietato con la musica, poi un ragazzo che suonava le percussioni e delle ballerine. E lo yoga della risata si è inserito bene in questo contesto perché lo scopo dello yoga della risata è portare gioia nella vita. Ma come siete venuti a conoscenza di questa terapia della risata? Allora, noi abbiamo fatto il corso, io e mio marito, insieme con Daniele Berti della Palestra della Felicità, che ha sede a Vittorio Veneto, perché era la persona così più vicina a noi. La sede principale è a Roma, ma ci sono tantissimi club della risata in giro anche per l'Italia, anche se sono ancora un po' nascosti. Quali sono stati i commenti del pubblico, dei partecipanti? Come hanno reagito? E la gente reagisce bene perché la gente ha voglia di ridere, ma non sa come farlo. E quando si stimola la giocosità che c'è in ciascuno di noi, anche se soffocata dalle difficoltà della vita, reagisce in modo positivo. Ecco, c'è un sito internet da consultare per poter partecipare a questi incontri? Allora c'è il sito www.yogadellarisaata.it, che è il sito nazionale, dove ci sono anche i corsi se uno vuole diventare insegnante. E poi c'è www.lapalestradelafelicità.com, che è appunto il sito qui vicino a Vittorio Veneto. Benissimo, noi ringraziamo la signora Graziella Pesce e vi salutiamo con un saluto come si farebbe durante una lezione di yoga della risata. Sì, e aggiungo un attimo che si chiama yoga proprio perché è legato al respiro.
E siccome respiro è vita, quando noi facciamo questa risata di pancia aumentiamo la nostra respirazione e più ossigeno abbiamo, più il cervello lo usa senza portarlo via il resto del corpo, per questo dà anche benessere. E quindi mentre nel saluto normale ci si saluta così, nello yoga della risata si fa proprio una risata di pancia guardandosi negli occhi. Ah. Ciao a tutti! Grazie, arrivederci.